Buonasera e benvenuti al Circolo Canottieri Tevere Remo. Questa è la 15ª giornata di Serie C2, Girone A, quella in cui i padroni di casa della Tevere Remo alla destra dei vostri monitor cercheranno di tenere il passo delle primissime in classifica. Di contro lo Stimigliano, ospite in maglia rossa a sinistra dei vostri monitor, deve risollevarsi dalla posizione di classifica che attualmente occupa. Procediamo velocemente mentre vengono svolti i canonici saluti di pre-match, appunto, alla lettura delle formazioni, iniziando dalla formazione ospite allenata da Alberto Pampana con il numero 1 Nesta, 2 Borgucci, 3 Pagani, 4 D'Angelo Antonio, 5 Iaquitto, 6 Pampana, 7 Bartolucci, 8 Di Tommaso, 11 Urbanetti, 12 Nicolò. In porta con la maglia che vedete fluorescente e senza numero risponde la Tevere Remo con il numero 22 Gallori in porta, 2 Macaferri, scusate, 5 Castroni, 6 Milani, 9 Signorelli, 10 Guancioli, 17 De Matteis, 20 Castelli, 23 Antonica, 24 Cerasaro, 74 Masci, senza numero Amadio agli ordini di mister Fabio Luciani. Il calcio d'avvio lo darà la Tevere Remo, che attaccherà da destra verso sinistra in questo primo tempo. Classica tenuta all black. Pantaloncini bianchi per i padroni di casa allenati da Fabio Luciani. Stanno avendo un buon andamento in questa Serie C2, ma possono chiedere di più alle qualità dei propri giocatori, soprattutto sul terreno di casa, congeniale alle caratteristiche appunto della Tevere Remo. Tutto pronto, attende solo il fischio d'inizio del direttore di gara. Parte il match, parte la 15ª giornata di Serie C2. La prima invettiva della Tevere Remo è sulla banda destra. Guancioli vede il suo passaggio deviato in fallo laterale. No, non c'è deviazione secondo il direttore di gara, passaggio direttamente fuori. Allora possesso Stimigliano che parte da dietro. Pressione di Cerasaro, poi il passaggio, è tornato indietro Antonica. In questo caso anche rimessa invertita, battuta ora Guancioli. Sale Guancioli. Amadio. Senza numero Amadio per Antonica che gli rende palla. Si torna da Guancioli. Cerasaro. Amadio ancora. Guancioli sotto la nostra postazione cerca uno scambio che si chiude. Lo spazio che si ritaglia Guancioli non è abbastanza. Allo stesso numero 10. È molto bravo ad andare a chiudere in fallo laterale, il proprio stesso errore. Bartolucci intanto per lo Stimigliano. Va a sinistra da Pagani. Semicross, Urbanetti si gira, Gallori con un buon riflesso e ancora Gallori mette in corner. Doppia gran parata del numero 22, la prima di istinto puro. Calcio d'angolo battuto fuori, il tiro di Bartolucci è deviato, ancora Bartolucci, la pressione di Antonica irregolare. Calcio di punizione per Stimigliano, che ha iniziato con personalità in casa della quarta in classifica. Disposizione difensiva sui calci piazzati, uno dei talloni d'Achille ad inizio stagione per la Tevere Remo. Luciani ha dimostrato di aver messo pesantemente mano in allenamento a questo fondamentale. Palla appoggiata, il calcio di Pagani, frutta solo fallo laterale, battuto da Di Tommaso, ancora Pagani, col mancino, nella terra di Gallori. Guancioli, si sta prendendo molte responsabilità in questo avvio Guancioli, Amadio, sale lui. Cerasaro. Guancioli ancora. Amadio si è allargato. Allo spazio Amadio, parata plastica di Nicolò qui.
Chiama schema 2 la Tevere Remo, palla che viene spizzicata ed è in fallo laterale dall'altra parte. C'è Masci. Chiamano la distanza addirittura dal pubblico, qui Guancioli è malamente servito Di Tommaso. Errore tremendo da fallo laterale della Tevere Remo, ne approfitta Di Tommaso che fa 1-0 per lo Stimigliano. 5 metri c'è la distanza, cazzo, dall'ABC. Stava a 1 metro, stava. Addio. Cazzo, le sue grida disumane. La distanza. Non può contare prima che dà la distanza, gli dà 5 metri. Coglioni. Cioè, dai prima la distanza e poi conti. Protestano per un errore tecnico del direttore di gara, quelli della Tevere Remo. Masci, ci prova subito Masci. Chiude Pagani in corner. Calcio d'angolo, battuto dietro Masci di Tommaso. È un 1-2 lungo che si chiude in contropiede. La gran chiusura di Antonica che va a impegnarsi quando serve e salva la propria squadra probabilmente al gol del raddoppio. Bartolucci, alto sulla traversa. In difesa soffre la Tevere Remo, sta mostrando di avere comunque la grinta necessaria per affrontare tale appuntamento. Qui un lungo scambio viene chiuso con Guancioli che vuole rientrare, colpisce in pieno Pagani, forse sul braccio però attaccato al corpo, lotta Guancioli, non basta, Di Tommaso. Amadio, tra i più attivi dei suoi, ha recuperato già tanti palloni. Scusate, nonostante siano solo 5 minuti sul cronometro. Gran freddo è calato qui sul lungo Tevere. Attenzione al lungo passaggio, Masci. Pagani d'esperienza prende posizione, Masci non deve commettere fallo, l'avversario si è chiuso lì, passano i secondi. Arriva Antonica, gliela sradica, intervento in scivolata, solo rimessa laterale. Il velo che è parziale, un tocco dello Stimigliano. 1-2. Antonica sull'esterno della rete. Difficile anche il nostro posizionamento a causa della chiusura di un ingresso dello stadio, quindi tutti finiscono per defluire accanto alla nostra postazione. Palla in verticale, Amadio torna indietro, Gallori, il retropassaggio direttamente a Gallori, l'errore. Gallori non può toccare 2 volte il pallone nella stessa azione, deve essere messo in movimento dai compagni, appunto con passaggi. Punizione di seconda per lo Stimigliano. La toccheranno a Bartolucci. Serve il coraggio di Gallori qui a uscire direttamente sul pallone toccato. Fa così Gallori, ma sulla linea arriva il salvataggio, ancora Bartolucci, alto sulla traversa. Calma, ragioniamo. Guancioli. Un 1-2 che non si chiude, deve intervenire ancora una volta a serrare i varchi Amadio. Banda destra, Masci, debole ancora. Masci docile nei passaggi per ora, deve un po' svegliarsi il 74. Qui trattenuto, rimessa laterale. Nessuno riesce proprio a passare sugli scalini sopra di noi. Amadio. Guancioli. Da Antonica, si torna da Amadio. È paziente la cucitura della Tevere Remo ma non trova sbocchi in questo avvio. Antonica, Amadio. Guancioli. Allargata, poi si torna da Amadio. Masci. Ancora Amadio. È un tiro cross il suo. Antonica in spaccata, non può arrivare nemmeno data la sua grande elevazione. 8 sul cronometro del primo tempo, 1-0 per lo Stimigliano, siamo uno pari anche con i falli. Bartolucci messo in movimento da una sponda, Di Tommaso può allargare dall'altra parte il palo e poi Bartolucci si divora il gol a porta vuota. Proprio nessuno riesce a salire uno scalino in più alle nostre spalle, quindi la ripresa un po' disturbata in questo senso. Masci, Guancioli,
Amadio, sale Amadio, ancora bloccato in verticale Amadio. Tiro deviato, Sibila vicino al palo alla destra del portiere. Calcio d'angolo Tevere Remo. Guancioli dietro in scivolata Masci e ancora calcio d'angolo, anzi vediamo, Guancioli porta via la palla, riusciamo a intendere, no, di nuovo calcio d'angolo infatti. Alberto Pampana dalla panchina. Guancioli lungo e in scivolata Antonica, il tocco che pareggia i conti per la Tevere Remo, l'uomo più attivo in avvio su assist di Guancioli, il trascinatore, 1-1. Ancora che iniziano a giocare, voglio vedere. Bravo Matti, dai, giochiamo come sappiamo, dai. Stimigliano dalla palla centrata, la reazione della Tevere Remo è arrivata su calcio piazzato, probabilmente era uno schema ma un'intuizione di Guancioli che sul secondo palo è andato a trovare libero Antonica, qui si gira Bartolucci e c'è fallo, il secondo. Signore, più dietro. Dove sta Simo? È là. Bartolucci largo a destra, in due invece a battere sono Pagani e Di Tommaso. Calma ragazzi. Viene predicata calma anche dalla tribuna per i padroni di casa. La coglione, gioca un po'. Che cavolo. Dai raga, Sembra voler andare Di Tommaso perché Pagani si è defilato. Uno in barriera, due a proteggere i pali. Nasci in seconda barriera. Di Tommaso Gallori, un buon riflesso, anche buona forza nelle mani per l'estremo difensore della Tevere Remo, azione che prosegue, Bartolucci alza un campanile, protetta ancora la palla da Di Tommaso, un gol straordinario, quello di Di Tommaso che prima si vede respingere il calcio di punizione, poi fa un gol stupendo sotto la traversa, 2-1 Stimigliano. E se prima Gallori aveva potuto almeno porre i guantoni a difesa della propria porta, ora nulla poteva opporre al sinistro killer di Di Tommaso che si gira in scivolata, la mette sotto la traversa senza guardare la porta e ora cerca di condurre, di strigliare, di arringare la propria squadra nel non cedere al pari come era stato fatto invece prima. Tevere Remo che corre ai ripari. Nuovi ingressi in campo, Guancioli e Antonica riescono a far riprendere le ostilità. Amadio. Lungolinea, si gira Antonica, deve però sfidare Bartolucci che è caparbio. Pagani. Di Tommaso, autore per ora del gol più bello della gara. Bartolucci. Pagani. Di Tommaso. Cerca lungo un compagno, Milani neoentrato si fa sentire. Amadio. Sale Amadio, va da Guancioli. Guancioli. Cerca un varco, prova Guancioli e guadagna un altro calcio d'angolo per la Tevere Remo. Lo batte lui. Da fuori arriva il tiro. Qui non è intercettato da Nicolò nell'occasione. Davvero nessuno riesce a non passare all'ultima fila, a scendere l'ultimo scalino. Stimigliano che perde palla ma guadagna comunque fallo laterale. Di Tommaso, Pagani. Ancora Di Tommaso col tacco illuminare su Bartolucci. Gallori è attento, deve tornare però velocemente in porta. Di Tommaso ancora servito. Vorrebbe liberare il mancino, un 1-2 che non si chiude, un rilancio direttamente fuori.
Di Tommaso, ancora lui, stavolta solo rimessa laterale dalla deviazione derivante dal suo mancino. Ragazzi, dai, oh. Di Tommaso, dopo un velo, ancora vicino a un gran gol il numero 8, Guancioli. Guida lui questa azione della Tevere Remo che cambia lato. Amadio, Milani, Guancioli, uno dei più incisivi per quanto riguarda i ragazzi di Luciani. Vuole Milani, ancora Guancioli da ultimo. Amadio, Guancioli predica pazienza, si torna da Amadio. Guancioli caracolla sul pallone, poi sceglie la soluzione in verticale sbagliata, lanciato ancora un contropiede. Bartolucci chiuso, Gallori con calma per Amadio. Dietro Amadio da Guancioli, scambia con un compagno, torna da Amadio, molto cercato dai propri compagni. Guancioli, è un gioco di gambe volenteroso ma che non riesce in questo caso al 10 della Tevere Remo. Bartolucci rischiando qualcosa con una finta, ma bravo nel risalire la china. Il retro passaggio, l'arbitro ci pensa, già battuto nel frattempo il fallo laterale. Di Tommaso ancora ha respinto il suo tiro. L'arbitro ci ha pensato un attimo, Gallori bravo ad andare giù e probabilmente a non toccare con le braccia ma col petto addirittura il pallone. Ci ha pensato sull'arbitro per evitare di raccogliere un retropassaggio con le mani. Retropassaggio comunque pericoloso perché è molto teso. Gallori ci ha messo parti del corpo che non hanno consentito il fallo. Qui Guancioli cicca malamente il pallone. Antonica solo dentro la porta, ma occasione anche per andare al tiro. Qui sale Bartolucci da dietro Antonica che incombe, mette pressione. Time out chiamato da Luciani. Al quarto d'ora della prima frazione una china che è di nuovo da risalire per la Tevere Remo che era andata subito sotto per 1-0. Il pareggio di Antonica, poi una nuova rete di Tommaso che ha riportato in vantaggio gli ospiti dello Stimigliano che, a dire il vero, hanno prodotto di più e stanno meritando il punteggio sinora conseguito. Sta ai neri che hanno raccolto l'ingresso di Milani e Castelli. Sovvertire le sorti di uno scontro che li vedeva partire quarti in classifica contro la formazione terzultima, quindi con 3 punti da cogliere per poter rimanere a contatto di squadre di vertice, tra le quali l'Italpol, che sarà la prossima avversaria dei ragazzi di Fabio Luciani. Qui Milani sale andando a destra, il sinistro che parte e che passa, è il gol del pareggio. Castelli appena entrato, un pizzico di fortuna, ma è 2-2. Dai Marcoli, grande! Paolo, faglielo, Imperfetto Nicolò che sin qui si era fatto preferire anche forse al collega Gallori che di parate ne ha fatte non poche, ma anche questo può essere sfruttato dalla Tevere Remo per rientrare in gara. Così è stato fatto. Signorelli anche qui, palla recuperata da Castelli, prevede sfilare in out D'Angelo Antonio. Rischiano quelli dello Stimigliano, ora la pressione è convinta da parte della Tevere Remo che probabilmente, presa anche qualche misura in marcatura dietro, potrebbe fare meglio. Qui Amadio si fa preferire a Di Tommaso. Castelli subisce anche fallo, è entrato davvero con prepotenza nella sfida il numero 20. Milani, Amadio, Castelli, gioca semplice da Milani, lungolinea, Amadio. Esce lo Stimigliano in pressione, allora Milani deve tornare da Amadio che cambia banda, vuole Signorelli, abbassa la testa Signorelli, il tiro è respinto da Nicolò. Lo schema 5, lo chiamano dal campo, Luciani lo ribadisce dalla panchina, calcio d'angolo battuto, ancora a liberare Castelli che sembra essere in grado di cambiare praticamente da solo la sfida dal suo ingresso. Chissà se riuscirà a mantenere tutta la freschezza finora dimostrata anche nel prosieguo del match. Milani, Amadio, passa il pallone, è quello del vantaggio perché Signorelli attendeva Sornione ma con istinto killer sul secondo palo per la deviazione del 3-2.
Si riaccende anche il pubblico, entra il capitano, messa su la fascia da Signorelli. Ora Castroni a fare da ultimo. Vedremo che con le rotazioni di Luciani ha ripreso una gara che sembrava partita sicuramente non bene, all'altezza del 19° minuto. Altra pressione positiva di Paolo Signorelli. Stimigliano che a qualche minuto non riesce più ad uscire. C'è stata la deviazione di Castelli. Dicevamo, c'è rimessa laterale per lo Stimigliano, netta la deviazione, viene Pampana, altre proteste nel frattempo, pubblico davvero infervorato e che segue con passione già dallo scorso anno le sorti della Tevere Remo. Palla giocata indietro, Bartolucci, uno dei migliori in avvio per i suoi, prova un tiro che è deviato direttamente fuori dal terreno di gioco, un intervento di Signorelli. Calcio d'angolo, salza il vento, Bartolucci. È stato un vento davvero fastidiosissimo e gelido. Qui al circolo canottieri Tevere Remo, con la pressione di Signorelli che è entrato col dente avvelenato in gara. Qui fa passare però quelli dello Stimigliano che entrano con Di Tommaso. Di Tommaso può dare a rimorchio per il destro, che è alto sulla traversa, ci ha provato D'Angelo Antonio. Il rinvio immediato, deve andare con la testa Nicolò, più tempista di Signorelli stavolta. Castelli, partita che ormai si è infiammata. Castroni servito da Milani. Milani va da Castelli. Diagonale, Signorelli, la tiene Signorelli. Pressione su di lui. Signorelli che cade a terra. Pressione non molto intelligente da parte di Pampana, con Signorelli che si era andato a chiudere. Ed è il quarto fallo dello Stimigliano. Calcio di punizione, lo sta per battere Castroni, si avvicina anche Milani. Due con la rincorsa. Castroni o Milani? Fischia l'arbitro. Milani si stacca. Castroni rasoterra. Tira piano piano tra le braccia di Nicolò. Occhio lungo, lancio. Qui la sponda all'indietro di Pampana era intelligente ma mal seguita. Signorelli si ferma, allora perde palla. Bartolucci. Tunnel di Bartolucci. Castelli deve metterci il corpo. In ostruzione per il terzo fallo della Tevere Remo. Di Tommaso ha già dimostrato di poter far male con quel sinistro. Castelli va a rettificare la posizione del pallone, discute con l'arbitro e con Di Tommaso, si perde tanto tempo. Anche Nicolò dalla porta dice la sua. Forse guadagnato un metro verso l'interno del campo dello Stimigliano, ma c'è Di Tommaso sul punto di battuta. 2+1 in barriera. Con Pampana a disturbare la visuale di Gallori. Di Tommaso tocca fuori a Bartolucci. E una sfortunata deviazione sul tiro teso di Bartolucci. Fa 3-3 per lo Stimigliano. Disappunto del pubblico, la gran grinta della panchina dello Stimigliano. Un 3-3 in un primo tempo davvero godibile qui al Circolo Canottieri Tevere Remo per la 15ª giornata di Serie C2, Girone A. Partita dai 1000 volti che ha visto partire meglio lo Stimigliano, poi una Tevere Remo che ha preso possesso della gara fino al vantaggio per 3-2, ora il nuovo punto del 3-3. Signorelli spostato energicamente, si continua. Attenzione Di Tommaso, qui episodio, contropiede Bartolucci, Castroni riesce a chiudere, Castroni che si è fatto male, fallo assegnato alla Tevere Remo, quinto fallo dello Stimigliano. Quinto fallo Stimigliano. D'ora in poi devono stare attentissimi. E il quinto fa gesto 5. Il
quarto, addirittura settimo, nono, non sbagliano la grafica. Palla lunga, Signorelli si gira, trattenuto, Signorelli cinturato, è fallo, arriva l'arbitro, cartellino giallo per Signorelli. Ma che cazzo stai fischiando? Quarto time out, serve più al direttore di gara che alle squadre in campo. Probabilmente un errore nella nostra lettura o da parte del direttore di gara nella assegnazione numerica dei falli alle squadre. Sono 4 per lo Stimigliano, 3 per la Tevere Remo, ne avevamo contati uno in più per ogni squadra, probabilmente erroneamente. Qui pressione di Castelli, rabbiosa, fallo laterale che batterà, no, Borgucci lascia a Pagani. Lungo Pagani, lo stop col petto, la palla che sfila. Sulla banda sinistra avanza lo Stimigliano. Pagani. Signorelli su di lui. Pagani da terra in qualche modo di Tommaso. La rimessa laterale per lo Stimigliano. Davvero tanta tensione comunque in campo. Non riesce a smorzarla in nessun modo il direttore di gara. Pagani. Lungo la banda destra, l'anticipo di Castroni su di Tommaso. Borgucci indietro. Da Pagani. Iniziano da lui le azioni dello Stimigliano. Castelli. Rimessa Tevere Remo. Nessuno nemmeno vuole dare il pallone dalla panchina. Castelli indietro, Castroni. Su Milani, ancora Castroni. Milani. Signorelli dentro. Castelli prova. C'è una deviazione a calcio d'angolo. Ancora schema 5 chiamato dalla Tevere Remo. Vediamo chi è che andrà a tagliare. Probabilmente ancora Castelli, questa volta non riesce, poi da terra in qualche modo Castroni, bello stile con la suola e col tacco. Castelli ancora da Castroni. Milani. Castroni. Milani. Scavino di Milani per Castroni, esce Nicolò. Castelli, rasoterra respinto, Milani da ultimo deve far ripartire la Tevere Remo, 4 al termine della prima frazione. Castroni, sale Castelli, punta tutti, Castelli, ce l'ha sul sinistro, è il piede preferito. Castelli, la sposta e va al tiro, respinto in qualche modo dalla difesa, ma ce l'ha ancora lì Castelli. Signorelli, altro grande intervento di Borgucci, Pagani rimane a terra. Corner Tevere Remo, rientra Masci. Lo batte Milani proprio su Masci. Di testa la spizzata. Il rinvio alto, Milani. Castelli, scusate, no, era il neoentrato De Matteis. Pronto la rimessa a Nicolò. Pagani. Stop in corsa di Di Tommaso, gran giocata anche questa, Di Tommaso la tiene forse troppo, De Matteis è fresco e arriva il quinto fallo. Masci, Castroni. No, lui non ce l'ha, solo per noi il giallo. Milani. Sale e va da Masci, si torna da Castroni. La sposta Castroni. Masci. Allunga Masci. Dietro Castroni, lascia un contropiede incredibile allo Stimigliano. Gallori ancora a fare quello che nel calcio a 11 sarebbe un libero. Le ottime speranze di Tommaso. Palla lunga, Masci interviene. Può guidare lui il contropiede, Masci, cross dentro, Nicolò in qualche modo
Partita che ora non ha più pause, dall'altro lato il sinistro, incontra una deviazione, il tiro di Urbanetti, calcio d'angolo. Corner Stimigliano, battuto fuori, Pagani con la punta, possibile alla destra del palo, difeso da Gallori che l'aveva battezzata fuori, allora Castroni, Guancioli, Masci, alza un pallone dove bene interviene lo Stimigliano di Tommaso, Pagani la alza, Masci, Gallori, Guancioli, ancora Guancioli, una palla che passa non lontana dal palo alla sinistra di Nicolò, 2 di recupero di Tommaso, serve Urbanetti, intervento in scivolata di Masci che certo non è uno che tira mai indietro la gamba. Di Tommaso, Pagani, Borgucci, recupera Guancioli, Castroni, Masci, Castroni, sale Guancioli, 1-2 che si chiude e sale a destra, calcio d'angolo Tevere Remo. Nicolò non la trattiene dopo il corner, De Matteis forse agganciato ma si prosegue, intervento energico di Masci, Guancioli, porta palla, Guancioli, Nicolò, non trattiene nemmeno questa ma è efficace, Di Tommaso allunga la falcata, il suo sinistro Gallori, senza problemi la tiene in campo De Matteis, una delle ultime azioni di questo primo tempo, De Matteis, alla fine in 2 riescono a togliergli il pallone, De Matteis rimane in piedi, si gioca, Castroni, il sinistro di Castroni, gol straordinario, quello del 4-3 della Tevere Remo, è il piede opposto ma la lascia andare alla grande quella gamba, 4-3 in chiusura di primo tempo. Pure prima sono entrati loro, pure prima loro sono entrati, dai Castro, pure loro sono entrati prima, non l'hai munito prima. Pure prima sono entrati loro. Giallo sventolato, in faccia a Cerasaro. Gran via vai qui vicino alla tribuna. Ma pure loro sono entrati prima, manca ammunito. Doveva morire perché entra di campo, poi entrano in campo e non li Finisce qui il primo tempo, 4-3 per la Tevere Remo. Tutto pronto per la ripresa delle ostilità, la 15ª giornata di Serie C2, Girone A, vede di fronte la Tevere Remo e lo Stimigliano 1969, la Tevere Remo quarta deve proseguire a correre insieme alle primissime, lo Stimigliano deve provare a dare una svolta alla propria stagione sin qui abbastanza deludente, è stato un 4-3 spettacolare quello a cui abbiamo assistito nel primo tempo, con tanti ribaltamenti di fronte, lo Stimigliano meglio in avvio, meglio la Tevere Remo nella parte centrale, poi in chiusura col super gol di Castroni, parte ora al fischio del direttore di gara il secondo tempo dal quale ci aspettiamo uguale spettacolo. Bartolucci, Di Tommaso, Pagani, ha giocato un buon primo tempo Pagani, prova a fare lo stesso anche nella ripresa, il suo tiro sfila al lato, rimetterà Gallori che nei primi 30 di gioco si è fatto preferire probabilmente al collega Nicolò che nell'ultima parte non è riuscito a bloccare alcuni palloni abbastanza semplici per un estremo difensore di questa categoria. Gallori che nulla ha potuto in nessuna delle occasioni in cui lo Stimigliano ha segnato. Qui attenzione, Signorelli, Castroni, cambia fronte su Milani, vuole un 1-2 da Guancioli che non si chiude, Pagani la tiene, Pagani non fa fallo, Guancioli spizza con la testa Signorelli, Urbanetti sbaglia, allora Guancioli servito da Castroni, gioca con la suola Guancioli e va da Milani, Signorelli ancora bene a guadagnare un ottimo calcio d'angolo dove quelli della Tevere Remo hanno dimostrato di potersi rendere molto pericolosi.
particolare con lo schema 5, tante volte chiamato direttamente anche dalla panchina. Guancioli scava per Signorelli, è impreciso. Bartolucci si redispone. La Tevereremo, Bartolucci, grande slalom, Bartolucci poi sull'invito di Urbanetti, porta vuota, va a mettere fuori. Gallori, Castroni, Guancioli, Signorelli, a ritroso da Castroni, una sicurezza Castroni, Milani, Castroni, pressione su di lui, Urbanetti deve dialogare con Milani forzatamente, poi il numero 6 ancora, Guancioli, Signorelli, ancora dal 10, qua dall'autore del gol del 4-3, Castroni, salita la pressione di Di Tommaso, occhio dall'altra parte, Bartolucci che arriva, Castroni respinge, stare attenti quelli della Tevereremo alle invettive semplici e ben portate dello Stimigliano. Pagani non passa, allora Guancioli, sale lui, la porta praticamente da solo, vuole andare fino in fondo, ma chiama un facile intervento Nicolò che ha già rimesso su Bartolucci, anzi Urbanetti che ha sbagliato, Pagani lungo nella terra di nessuno, o meglio del rinvio dal fondo che opererà Gallori. Milani, poi Guancioli per Castroni, poi un diagonale per Signorelli, lo trova, Signorelli ha di fronte a sé due uomini, prova a seminarli tornando da Milani, Guancioli, Castroni, fitta rete di passaggi della Tevereremo che cerca varchi, Milani, occhio alla pressione su di lui, è un 1-2 che si chiude, poi allargato su Signorelli, sempre un po' troppo a testa bassa, Signorelli si gira e trova una traversa, incredibile Signorelli. Stimigliano che contrattacca dopo il brivido del possibile 5-3 sul tiro che si è stampato sulla traversa da parte di Signorelli. Di Tommaso, Pagani, Bartolucci, Signorelli gliela porta via. Porta a casa anche un fallo ed è il giallo per il numero 7 Bartolucci. Masci e Guancioli a confabulare sul punto di battuta. La rincorsa di Masci fa pensare addirittura a una conclusione in porta. Vediamo i movimenti preparati da Luciani. Sembra attento anche Castroni allo svolgimento dell'azione. Guancioli, Masci. Parte Masci. Guancioli lo serve. Lo schema era interessante, l'esecuzione assolutamente imprecisa da parte di Guancioli che sta un po' mancando sotto questo fondamentale. Il pallone viene recapitato direttamente in rimessa laterale. Tevereremo che può quindi riorganizzarsi. Castroni, Masci, Castroni pressato da Di Tommaso, velocemente cambia lato su Guancioli. Non sale nessuno in pressione dello Stimigliano. Allora la Tevereremo a gioco facile nel far partire la propria azione con Guancioli. Allarga ora da Castroni che la lascia lì. Attenzione al contropiede Bartolucci, Di Tommaso. Esce Gallori ma non basta perché Di Tommaso trova il varco con la punta mancina per il nuovo pari dello Stimigliano. 4-4. Sono in campo sì, solo noi. Solo noi. È il
Teverelemo che deve quindi riorganizzare il proprio tentativo di sorpasso allo Stimigliano. Signorelli e Castroni fanno ripartire i ragazzi di Luciani, provano un diagonale lungo mal portato, rimessa laterale Stimigliano. 7 i minuti nel corso della ripresa, 4-4 nella 15ª giornata Serie C2 girone A, la sfida qui al Circolo Canottieri Teverelemo. Abbiamo intuito dall'obiettivo che ci stesse per colpire il pallone calciato da Gallori, è solo rimessa laterale, devono cercare di non cedere mentalmente. Attenzione perché Signorelli è già ammonito, qui rischia qualcosa, probabilmente l'arbitro opta per l'involontarietà, semplice calcio di punizione, fallo assegnato contro la Teverelemo. Già ha ripreso il gioco Stimigliano, che ha pescato nuove energie dal gol del pari. Pagani su Bartolucci, si aiuta Signorelli con un braccio, poi è bravo ad andare da Guancioli che palleggia e rinvia trattenuto sul petto di Signorelli. Buona uscita in disimpegno questa della Teverelemo, che prosegue l'azione con lo stesso Guancioli che converge, la sua Veronica, ancora Guancioli, sembra voler sfidare tutti quelli dello Stimigliano, poi va da Signorelli sull'esterno della rete. Nicolò lungo sulla testa di Castroni, Guancioli, Castroni, Masci, Guancioli, 1-2 che non si chiude e poi in qualche modo Nicolò qui, mancanza di comunicazione probabilmente nella difesa dello Stimigliano, costringe il proprio portiere a salvare il salvabile. Rinvio lungo, direttamente in out. Castroni, lasciano spazio al passaggio verticale quelli dello Stimigliano. Allora Masci, ancora Castroni, pressa molto di Tommaso da quella parte. Cerasaro, al suo primo ingresso in campo Cerasaro, dribbling e sinistro contratto da Bartolucci, rimane Cerasaro, si aiuta con la spalla, vuole l'appoggio di qualche compagno, trova l'appoggio di Bartolucci, almeno con la schiena. Masci pesca invece un calcio d'angolo su deviazione di Pagani. Due e si tocca la testa Cerasaro. Deve stare sulla linea bianca. Castroni, appoggio e tiro di Castroni. È un nuovo calcio d'angolo perché Nicolò l'ha ben respinta qui. Castroni su Masci, palla che passa, Nicolò con un grande intervento in riflesso, poi fallo di Cerasaro. Ha iniziato a urlare prima che cascasse. Perché lei usa il partito. No. Si fare Pagani, battuto malissimo Pagani, praticamente rendendo la rimessa alla Teverelemo. Castroni, continua a calare la temperatura qui al Circolo Canottieri Teverelemo. Masci da Antonica, un po' in ombra Antonica oggi, si ritaglia uno spazio che non c'è infatti. Bartolucci, Pagani, ora più tranquilli difensivamente almeno quelli dello Stimigliano, cercano e trovano Urbanetti, l'intervento risolutivo di Antonica che se davanti non sta producendo molto, dietro è il solito muro difensivo da occupare per occupare sia la posizione di ultimo che, pur giocando avanti con le sue scalate, a retrocedere velocemente. Cerasaro, passaggio teso, buona idea, Antonica. Male ancora Antonica, contropiede, 2 contro 2 dello Stimigliano. Bartolucci a 1 centimetro dal 5-4. Castroni, Masci, incita Luciani dalla panchina. Masci, Antonica non passa, Pagani, rasoterra volitivo ma non preciso quello di Urbanetti. Dall'altra parte Nicolò,
che sul suo palo è molto più attento rispetto alla prima frazione. Schema 1, vuole Antonica. È lungo dietro addirittura per Gallori, il tiro deviato. Liberare il portiere, idea non male, quella preparata in allenamento da Luciani & Co. Masci. Castroni sulla linea quasi a salvare Cerasaro stavolta. Mantiene il possesso il 24. Ancora Castroni. Diagonale che sfila largo. Ma sempre propositivo il numero 5. Sempre incisivo quando va a salire. Le sue azioni si concludono raramente in un nulla di fatto. Di testa Cerasaro svetta sul più corpulento di Tommaso. Pagani. Cerasaro intercetta, solo per un attimo Pagani, si aiuta col fianco Urbanetti. Non la tiene, allora Masci. Castroni in orizzontale da Cerasaro. Rischia Cerasaro, ma il triangolo della Teverelemo si chiude. Scavata da Amadio, la palla sul sinistro di Antonica. Stavolta era rientrato davvero bene, Castroni si è andato a risedere in panchina. Non molti minuti concessigli oggi da Luciani, probabilmente imperfette le condizioni fisiche del numero 5, simbolo della Teverelemo. Qui Antonica. Lottare su questo pallone. Pagani. Il tocco su di lui di Amadio, cade a terra di Tommaso, grandi proteste dalla panchina dello Stimigliano, si prosegue. Masci. Lungo la linea del fallo laterale, Antonica costretto a ricominciare da Cerasaro che è ultimo. Allora Masci, Antonica. Amadio su Masci. È mancino, lo sanno, non lo fanno girare. Parte il contropiede dello Stimigliano con Di Tommaso che cerca una sovrapposizione inesistente a memoria di Urbanetti che era rimasto indietro. Cerasaro. Antonica. Masci. Antonica. Prova col fisico, Antonica non passa. Pagani. Di Tommaso sempre bravo a carpire col petto i rinvii a volte insensati dei propri compagni in difesa. Poi qua rischia. Antonica è rimasto nei pressi, rimessa laterale. Gelo che attanaglia davvero i giocatori, il sottoscritto qui al Circolo Reale Canottieri Teverelemo. Pagani. Bartolucci, scusate, Urbanetti. Non se la porta fuori secondo l'arbitro. La rimessa è per la Teverelemo, sta rientrando Castelli che aveva cambiato in un certo senso le sorti della prima frazione con il proprio ingresso quando la Teverelemo sembrava soffrire. Antonica. Solo calcio d'angolo. Castelli cade, Antonica da terra, deviazione sfortunata del 23 e per la rimessa laterale dello Stimigliano Pagani direttamente in porta. Dotato di un sinistro imprevedibile il numero 3 Pagani dello Stimigliano. Castelli, Cerasaro. Castelli, fallo di Tommaso su di lui. Quarto d'ora, ancora nessun time out operato dalle due squadre. Antonica, l'1-2 non si chiude per il puntuale intervento di Bartolucci. Un po' prevedibile l'azione da Teverelemo su quella fascia. S'alza il vento, Di Tommaso. Vuole Urbanetti, Pagani. Non passa, Castelli è attento. Pagani. Urbanetti. Dietro da Bartolucci, largo a destra Pagani. Occhio al sinistro, che libera ora Pagani, alto sulla traversa. Ma questo difensore ha davvero insospettabili qualità balistiche. L'azione è ripartita. Da quest'altra parte c'è Antonica, non passa. Vuole l'intervento poi su Di Tommaso che può invece andarsene. Scivolata. Antonica rimane a terra, chiama se l'arbitro Antonica, attenzione all'intervento, vediamo il colore del cartellino di
che viene sventolato in faccia ad Antonica, è giallo. Ha preso la palla! Sono 2, fallo segnato, sono 4, Arbitro, era palla piena, arbitro! non lo so! Oh. Oh, guarda qua! 4, signore, facciamolo! Quanti so? Quanti so? Che? Si è sentito pure. Ma che 2? Quali 2? Giusto, vuoi darci a trovare, oh! Doppio fallo assegnato alla Tevere Remo. Pagani si allontana, allora Bartolucci e Di Tommaso a ordire il piano di conquista della porta di Gallori, che ne mette 2 in barriera. Crediamo Lollo, esci sul 3 che prima ha tirato il 3! sarà lo stesso Di Tommaso ad andare dal calcio di punizione che egli stesso si è conquistato. Siamo al 18esimo, momento chiave della gara. Di Tommaso diretto addosso a Gallori, ancora sul petto del coraggioso Gallori. Bartolucci 2 volte ha potuto Gallori, la terza nulla sulla coordinazione splendida di Bartolucci che fa 5-4. Dai! Dai, raga, oh! Dai, Giochiamo! Milani, vedremo che ora è sotto, deve stare molto attenta soprattutto a non scoprirsi. Non un buon secondo tempo quello giocato dai ragazzi di Fabio Luciani. Per ora 2 gol subiti, nessuno segnato. Rimessa lunga. Ce ne fischi anticipo! Cazzo! Un'ora per battere, non più! Dacci 2! Oh. Occhio a Di Tommaso. Di Tommaso. Gallori in uscita, è davvero bravo stavolta. Fa ripartire dall'altra parte un compagno che sale. Amadio. Ancora Amadio servito da Castelli. Cerca il dialogo con il numero 20. Devono accelerare i ragazzi di Luciani. Lo fanno dall'altra parte, dove però Milani trova un miracolo di Nicolò. Milani addosso a Pagani. Adesso inevitabile la proiezione offensiva della Tevere Remo. Antonica sul corpo di un avversario che da terra riesce in qualche modo. Poi coadiuvato da un compagno a rinviare. Amadio. Castelli. Sposta Castelli, va da Amadio. Castelli. Pagani ha recuperato. Castelli sul suo stesso errore. Allarga male, poi va a contenderla agli avversari. Amadio e avvalanga Nicolò. Conta! No, 4! Si inizia a contare la doppia! Pubblico infervorato anche dallo svantaggio. Qui Nicolò non può reintervenire. Pagani la nasconde agli avversari, ma poi sbaglia. Antonica, giocata con le gambe. Cerca il numero, poi va da Castelli. Antonica. Milani. Un po' appannati gli uomini chiave della Tevere Remo oggi. Amadio. Castelli male, allora Di Tommaso può far sfogare Bartolucci in contropiede dall'altra parte. Fallo laterale Tevere Remo, battuto. 10 al termine. Guancioli. Sale Guancioli, è tutto solo, nessuno ad accompagnare. Antonica, dalla gran distanza. Time out chiamato dalla panchina dello Stimigliano. Ne approfittiamo per una piccola pausa. La rimessa dal fondo di Nicolò, che naturalmente si prende tutto il tempo del caso, perché lo Stimigliano all'interno della 15ª giornata di Serie C2 Girone A è in vantaggio per 5-4 sulla Tevere Remo. L'arbitro fa rettificare
in pignoleria il punto di battuta del calcio di punizione, è rieffettuato. Milani sbagliano il retropassaggio, attenzione a Di Tommaso col destro. Gallori tiene in vita la Tevere Remo. Lauro Gallori, è vero, una buona prestazione anche oggi. Bartolucci, palla a Di Tommaso, Bartolucci, Gallori con i pugni. Buon riflesso, Guancioli a guidare il contropiede, già rientrato però lo Stimigliano. Gallori, il tiro è deviato, Milani alza il pallonetto, non c'è deviazione, rimessa dal fondo. Nicolò ha rinviato. Attacco, è la gran giocata di Tommaso. Gallori ancora con i pugni. E poi Bartolucci pone palla in fallo laterale. 7 al termine. Guancioli, Ale Guancioli, palla che passa solo per un attimo. Rimessa effettuata. Bartolucci, partita strana quella a cui abbiamo assistito oggi. Pagani, si invola centralmente Pagani, fino in fondo Pagani. Gallori un mostro su questo intervento. Poi Guancioli, in contropiede Guancioli, si fa fermare ancora Pagani, sale ancora lui, allargato il pallone, 1-2 che non si chiude. Milani avrebbe spazio, va in diagonale dall'altra parte, Guancioli, Nicolò da terra, incredibile. È rosso il fallo laterale, scusate, è dello Stimigliano la rimessa, c'è De Matteis che è rientrato. Tifosi avvelenati, quelli di tutte e due le squadre davvero per questo appuntamento odierno. Bartolucci, Di Tommaso, prova Di Tommaso, riesce ancora col fisico, allarga bene, non tanto perché Urbanetti da quella parte non può assolutamente arrivare. Guancioli, time out non viene concesso dal direttore di gara. La prossima palla che andrà fuori ci sarà per la Tevere Remo. Castroni, De Matteis, Castroni, Di Tommaso, rimessa laterale Stimigliano. Bartolucci, ancora lui. Dai, vada tu, Carlo. Pagani, Bartolucci rinviene in qualche modo Castroni. Milani da Castroni, sta palla non esce per la Tevere Remo, allora ancora in gioco Pagani. 1-2 che non si chiude perché Gallori è ancora mostruoso. Doppia ghiottissima chance per chiudere la gara. Gli applausi di Pagani sono tutti per Lauro Gallori, autore di un paio di interventi salvavita. Qui Bartolucci a opporsi in qualche modo, poi si ostacolano tra di loro quelli dello Stimigliano e c'è time out per la Tevere Remo. 5 al termine o giù di lì, c'è un fallo laterale per la Tevere Remo, lo batterà Masci, la ringa di Fabio Luciani che deve servire per svegliare una squadra che non è andata alla grande in questo secondo tempo e che ora schiera il portiere di movimento Amadio, o meglio Amadio in qualità di portiere di movimento. Castroni, Amadio sul lato sinistro, adesso sarà un lungo possesso palla della Tevere Remo alla ricerca di un varco che Luciani spera si apra nella difesa dello Stimigliano, che ha fatto molto meglio nella ripresa rispetto a un primo tempo molto lacunoso. Il sinistro da lontano da parte di Castelli è respinto, allora Amadio, Castroni, Amadio, Castroni, Castelli, Castroni, Castelli ancora, Amadio in area, Nicolò in uscita, Amadio che dà fuori a Castelli che gli fa tornare la sfera davanti alla porta, non riesce a deviare Signorelli, devono andare a chiudere in porta quelli della Tevere Remo. Stimigliano che si divora il primo match point a porta vuota. Rimessa laterale effettuata, anzi no, sarà dal fondo naturalmente con Amadio. Castroni, Amadio servito da Castelli, lungo dialogo tra i due. Castroni,
Amadio, tutta dietro la difesa dello Stimigliano, condotta da Pampana in questo muro. Errore di Gloria davanti alla Tevere Remo, passaggio debole, Signorelli lo intercetta lo stesso, lotta, rimane in possesso. Castroni, Amadio, finta, non si muove nessuno, deve andare lungo, la palla non è uscita, Castelli va ancora da Amadio, azione che non si conclude, Signorelli, con pazienza la Tevere Remo, troppa perché Signorelli qui usa anche le braccia, c'è il calcio di punizione per lo Stimigliano. Pagani, batte Pagani lungo dove Castroni può far sfilare per Gallori che rimette e probabilmente abbandona di nuovo per l'entrata di Amadio da portiere di movimento in verticale, il miracolo di Nicolò, incredibile su Castelli. Calcio d'angolo rimesso al fondo, non riusciamo a intuirlo, ci sono le grandi proteste, noi abbiamo visto chiaramente la parata straordinaria di Nicolò nell'occasione, l'arbitro no, è rimessa dal fondo, svaniscono altre chance importanti per la Tevere Remo e Castelli manda a quel paese Nicolò che rinvierà con le mani, lunghissimo, nulla da fare per Gallori, Pagani a conversare col proprio portiere, a ordinare la difesa, proteggere gli ultimi assalti della Tevere Remo. Masci dentro Nicolò, stavolta la deviazione è evidente, calcio d'angolo per i neri. Castelli, palla dentro, non sfila fino al secondo palo dove attendeva Castroni, Di Tommaso guadagna, rimessa dal fondo, fondamentale a 1:30 più recupero dal termine. Pagani, 3 di recupero da adesso, c'è il lancio, Castroni la intercetta, chiamano il fallo di mano, l'arbitro non lo vede, rimessa laterale, deve sbrigarsi a batterla Di Tommaso per non essere ammonito. Bartolucci, Di Tommaso, Urbanetti, dietro Pagani, spinto, cade da terra, non c'è fallo, Signorelli, sì, fallo, lo fa Pagani stavolta, Signorelli va ad inveire ed è giallo. Passa il tempo, erano 3 al termine, poco fa sarà passato un minuto circa dalla segnalazione del recupero da parte del direttore di gara, di questo minuto, una ventina di secondi giocati di tempo effettivo, il resto palla fuori in rimessa laterale. Ora dopo il fallo scorretto ma inevitabile da parte di Pagani, fallo tattico e cartellino giallo a fermare l'incedere di Signorelli. Qui Castelli vorrà andare con la bomba direttamente in porta o più lucidamente a espletare uno schema che dalla panchina Luciani esita stavolta a chiamare. Castelli allargato da Amadio, sceglie il ragionamento alla Tevere Remo, Amadio, Castelli a sinistra, è rientrato Castroni, Amadio, ancora Castroni, sarà calcio d'angolo, è stato deviato il suo cross, Masci, Amadio, Castroni dentro, Nicolò ad abbrancare, poi il rinvio di Nicolò, è largo, il tempo continua a scorrere, Masci, sale Masci, Castroni, ultimi palpitanti istanti di partita, Castroni, Castelli direttamente addosso a un avversario, è l'ultima azione del match, lo Stimigliano vince 5-4 in casa della Tevere Remo con un gran secondo tempo giocato dai giocatori in maglia rossa. Tevere Remo che deve rammaricarsi invece per come ha buttato via un match che stava conducendo per 4-3.